Spostarsi, incontrarsi, l'approccio filosofico all'architettura. Ecco, abbiamo sentito dall'antropologo qual è la sua visione e appunto è l'integrazione poi dell'uomo all'interno della casa. Però c'è poi l'altro aspetto, quello un po' più filosofico, ed è il tema del suo intervento. Ecco, il filosofo come vede la casa? Faccio riferimento alla mia esperienza, innanzitutto alla mia esperienza di docente. Per alcuni anni, adesso c'è un altro collega, ma per alcuni anni ho insegnato estetica e il corso di estetica era mutuato anche per l'insegnamento di architettura dell'Università di Udine. Per cui innanzitutto in prima battuta l'approccio è quello dell'estetica, interrogarsi, no? Rispetto alle condizioni di possibilità e in particolare alle condizioni di possibilità del bello, che, guardate, è un taglio, è un profilo che ha molto a che fare con la dimensione pratica. Ecco, diciamo così, i filosofi innanzitutto ipotizzano che se una casa è bella è anche utile, è anche ecologica. Sono molto d'accordo con quanto ha detto il collega prima nell'intervento che mi ha preceduto. Ho qualche dubbio, magari poi ne parleremo sulle questioni legate all'identità, però è questo l'approccio del filosofo, forse, come dire, con qualche ambizione, addirittura qualche pretesa, ma i filosofi, questo è l'approccio della filosofia, si interrogano sulle condizioni, hanno questo sguardo obliquo a partire dal quale si interrogano sulle condizioni, in questo caso, dell'architettura, della casa. Naturalmente con la pretesa di riuscire a rispondere, no, a domande molto impegnative. Che cos'è una casa? Qual è il fine ultimo della casa, dell'architettura? Un grande filosofo del Novecento, Heidegger, risponde dicendo appunto che il fine ultimo della casa e dell'architettura, soprattutto dell'architettura, è l'abitare. Ecco, io ho dei dubbi, no, che sia questo il fine ultimo. Perché secondo lei qual è? Ho citato questo grande filosofo che è stato ripreso da un filosofo giovane in un libro che ha avuto molto successo, pubblicato da poco, Emanuele Coccia, Filosofia della casa, lo spazio domestico e la felicità. Titolo impegnativo. E Coccia riprende questa idea dell'abitare. Secondo lui la casa, bisogna ripartire dal ruolo della casa. La casa ha un ruolo mediatore rispetto agli spazi pubblici, alla città. E a un certo punto in questo libro che pone come distinzione di fondo la distinzione tra interno ed esterno, tra casa e città, Coccia, forse anche un po', no, attraversando una contraddizione, diciamo così, si interroga sui corridoi e dice che anche l'interno, cioè le case, si divide a sua volta in un interno ed un esterno. I corridoi mettono in rapporto diverse zone della casa, per cui dice se noi ragioniamo in questo senso, come dire, il fine dell'architettura non è proprio l'abitare, ma il proteggersi, il ripararsi. Lo so, no? Un discorso, come dire, sì, i filosofi rischiano di trasformare il proprio discorso all'interno di una dimensione troppo concettuale, però ecco, poi lascia cadere, no, questa distinzione, però a mio modo di vedere questa è la distinzione di fondo, no? Per quanto riguarda la domanda sulle condizioni, che cos'è e a che cosa serve l'architettura. Ecco, se noi ragioniamo nei termini dell'abitare, dell'essere, ecco, qui forse non sono d'accordo con il collega, no? Dell'identità. Ecco, diceva prima che non era d'accordo con questa visione, perché? Perché, come dire, c'è un altro modo di ragionare che invece non pone al centro l'abitare, ma il proteggersi, concetto molto bello, no? Perché, come dire, dà l'idea di una dimensione più comune, più pubblica, la dimensione dell'incontro, no? Proteggersi, come dire, la distinzione tra interno ed esterno, casa e città, diventa più flessibile, più mobile, e forse, come dire, il principio che riconosciamo in quest'altra modalità di ragionamento è la differenza.
e non l'identità. La differenza proprio come principio di un modo di pensare innanzitutto, no? Un modo di pensare anche il rapporto tra interno ed esterno, privato e pubblico, privato e comune, no? Che sposta un po' l'accento, ecco, sull'indispensabilità, sull'elemento indispensabile della dimensione interpersonale. Semplifico un po', mentre Coccia ragiona, no? Riconosce il primato alla casa, no? Prima di pensare alla città, ecco, seguendo quest'altra logica, questo modo di ragionare riconosce il primato al pubblico, al comune. Noi prima di essere io, prima di essere persone individuali, siamo noi, siamo, come dire, soggetti che vivono, e questo è un elemento indispensabile, di interpersonalità. E parlavamo anche del contesto, no? Quindi l'ambiente, gli spazi comuni, eccetera. Ecco, questi qual è la sua visione? Sì, appunto ragionando, no? Secondo questa logica che comprende che è impossibile definire una volta per tutte la distinzione tra interno ed esterno, ecco, se spingiamo fino in fondo questa distinzione, il termine ultimo, nella direzione dell'oggetto, nella direzione dell'ambiente, è proprio la natura. Se invece, no, ci interroghiamo sull'altro polo, no, sull'interno, no, certamente passiamo attraverso la famiglia, no, giungiamo alla persona, giungiamo al soggetto individuale, ma forse c'è un ulteriore passaggio, no? Giungiamo a interrogarci, a mettere in discussione quell'interno che è, mi dispiace, io utilizzo questo concetto, no, che è la nostra anima, la nostra interiorità. Ecco allora, no? Tutte le implicazioni che dal punto di vista filosofico devono essere tenute assieme, no? La nostra interiorità, quello che noi siamo come persone individuali in stretto rapporto, un rapporto inscindibile con la dimensione interpersonale e persino, no, con la natura. Questo è lo spazio che la filosofia cerca di tenere assieme in un unico punto di vista critico, riflessivo. Ora, detto che forse tenere insieme la casa e la natura in certi contesti è un po' più difficile, perché se parliamo di città o di centri con alta densità abitativa è un po' più difficile. Però l'altra domanda che ascoltandola mi veniva in mente, cioè, quindi la casa si può dire che ha un'anima? A mio modo di vedere sì, assolutamente, ma non nei termini appunto sì, di qualcosa che corrisponde all'identità di una persona e di una famiglia. Io quando sento parlare, no, di identità ho sempre l'impressione di una logica che ragiona nei termini del circoscrivere e pertanto anche del chiudere. No? Io preferirei, ecco, questo principio della differenza che spinge la filosofia, i teorici a ragionare secondo la logica del divenire, ecco, e non dell'essere, del proteggersi e non dell'abitare, perché seguendo questa logica, a mio modo di vedere, come dicevo, riusciamo a tenere assieme gli estremi, no, della prospettiva, e in questo libro faccio un esempio concreto, ma ripeto, per quanto riguarda le ricadute pratiche sottoscrivo in pieno quanto diceva il mio collega nell'intervento precedente. Coccia a un certo punto dice ma forse, come dire, il paradigma che l'architettura e anche la filosofia deve proiettare come punto di riferimento del proprio ragionamento è la capanna. Scusatemi, ma io davvero spingerei ancora di più questa logica. Io negli ultimi tempi sto ragionando sul concetto di tenda. Perché dalla capanna alla tenda? Perché se io provo a immaginare la casa del futuro, penso a una casa leggera,
aperta. Io faccio sempre questo esempio. Io ho studiato un po' in Germania. In Germania ci sono sostanzialmente 2 università, la Humboldt-Universität, di costruzione ottocentesca, no? Che è un'istituzione straordinaria, e provate a immaginare, no? La costruzione di questa università. Poi c'è la Freie Universität, costruita tutta in acciaio e vetro. No? Ecco, in questo senso, e non è soltanto un problema di materiali, è un problema di spazi comuni, come si diceva prima, e allora ecco, cerco di ragionare su questo paradigma della tenda, non naturalmente, intendiamoci, perché vorrei che tutti, no, ci mettessimo in viaggio oppure, no, costruissimo case con le ruote. Non si tratta di questo, si tratta di avviare un ragionamento e di seguire una logica che, ripeto, riconosce il primato, ha un confine molto flessibile, il più flessibile possibile, tra comune e privato, la logica appunto dell'incontro. Ripeto, no? Prima di ragionare nei termini dell'identità, l'identità, no, individuale, l'identità di una comunità, ragionare sì, sui rapporti interpersonali. Viene prima la dimensione interpersonale, poi quella individuale. Torniamo al concetto di bellezza, perché prima parlava della casa legata appunto al concetto di bellezza, però è anche vero che è, come dire, è soggettivo. Sì, naturalmente, però ecco, vedi i filosofi come sono, no? I filosofi hanno la pretesa di offrire dei principi anche per quanto riguarda il bello, no? Che tutti noi saremmo disponibili a dire che appunto è qualcosa di soggettivo. No, invece la filosofia cerca anche qui di risalire a dei valori, a dei principi che consentano di condividere un'idea di bellezza. Anche da questo punto di vista, a mio modo di vedere, c'è molto lavoro da fare, soprattutto perché viviamo in un'epoca, appunto quella contemporanea, che è molto ricca, molto complessa e che prevede, ecco, questi punti di riferimento che devono essere, io utilizzo ancora questo concetto, no? Devono essere certo vincolanti, ma assolutamente leggeri, assolutamente liberi. Grazie. Grazie per questa riflessione. Grazie.